It's for Kids è un portale e una community. Un portale in cui ci sono queste informazioni raggruppate, indicizzate, messe in maniera semplice, in maniera che una mamma con pochi clic riesce a trovare la risposta alle sue domande. E una community di mamme, siamo più di 20.000 mamme in Italia ed è la community più grossa di mamme che viaggiano in Italia. E in questa community ci scambiamo idee, consigli, indirizzi utili e quindi informazioni di prima mano. Facciamo l'esempio di un tipo di ricerca che si può fare. Dall'home page c'è un pulsante ricerca avanzata, si può scegliere se mare, montagna, campagna, per esempio facciamo l'esempio di montagna. Uno dei problemi per le mamme è sapere di non superare una certa altitudine per i bambini piccoli, quindi mettiamo 1000 metri al massimo. Poi poniamo che la mamma abbia un bambino che abbia problemi con la celiachia e quindi andiamo a fare una ricerca nei servizi con menu per celiaci, gluten free. Poi hanno magari anche un cane e quindi cerchiamo una struttura pet friendly e poi vorremmo però proprio avere la piscina. E a questo punto si schiaccia cerca e queste sono le strutture che hanno tutte queste caratteristiche. Perché è importante che le famiglie viaggino, riscoprano il piacere di viaggiare e di fare delle vacanze insieme? Ma intanto perché viaggiare apre la testa e io sono sempre partita dall'idea che viaggiare è fortemente educativo, per noi che viaggiamo e ancora di più per i bambini e quindi dobbiamo portarli in giro. Per me è una grande soddisfazione quando le mamme mi dicono grazie a It's for Kids ho iniziato a viaggiare. E poi perché viaggiando si sta insieme, si rafforza i legami familiari, ci si diverte di famiglia e si ha bisogno di stare con la famiglia. Tutto il giorno si corre, almeno in vacanza.